Buongiorno a tutti, benvenuti. Allora, diamo il via a questa seconda giornata di 2050, Forum della Sostenibilità, Forum dell'Energia e della Sostenibilità, giornata dedicata alla città, diciamo così, e alle sue problematiche e anche le sue opportunità. La città, no, ricordiamo spesso, 85% di emissioni in città, gran consumo di energia, quasi tutto. D'altra parte, come dire, l'umanità ha sempre concentrato nelle città tanto l'innovazione quanto tutte le problematiche di convivenza, consumo energetico e quant'altro. Allora, io direi partiamo, avremo una prima serie di interventi, tra cui quello del Ministro Giovannini, che tra poco ci raggiungerà per quanto da remoto. Io lascerei subito ad Antonio Bressa, che è assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Padova. Eccolo qua, benvenuto, il compito a sua volta di darci il benvenuto. Sì, grazie Maurizio, mi sentite? Sì, direi che si sente. Grazie Maurizio, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, io vi porto il saluto dell'amministrazione comunale per questa seconda giornata di lavori. Ieri so che la giornata è stata molto proficua, siamo contenti dell'andamento di queste 3 giornate, ci siamo presi l'impegno con i nostri partner tecnici, con i partner che hanno sostenuto l'iniziativa, con Assoesco, di mettere in campo una 3 giorni ambiziosa, legata a temi che sono assolutamente importanti nello scenario non solo locale ma internazionale. Si pensi al tema dell'ambiente, quanto è diventato un tema dirimente nel dibattito pubblico, ma non ci aspettavamo, non potevamo sapere quanto anche il tema della transizione energetica sarebbe diventato un tema assolutamente fondamentale, visto quello che sta accadendo alle porte dell'Europa con la guerra in Ucraina. E quindi noi abbiamo l'ambizione in questi giorni di sviluppare un dibattito che possa essere utile nella dinamica locale, ma anche magari portare un contributo rispetto a quello di cui si sta discutendo proprio per uscire da questa emergenza. Noi a livello comunale abbiamo messo in campo tante politiche per favorire una sostenibilità ambientale nell'ambito urbano, per accompagnare anche i cittadini verso dei nuovi standard di questo tipo. Non è un lavoro che ha fatto solo l'assessorato all'ambiente, come verrebbe da pensare, ma tutti gli assessorati, io sono assessore al commercio e alle attività produttive, sono andati nella stessa direzione, verso lo stesso orizzonte che è quello della sostenibilità ambientale e quello della transizione ecologica. In questa direzione quindi l'ampliamento di aree verdi, in questa direzione il grande investimento sullo sviluppo della mobilità sostenibile e quindi abbiamo in serbo la realizzazione di 2 nuove importanti linee di tram per la città, il grande investimento per ridurre le emissioni inquinanti, che è un problema che riguarda Padova e che riguarda la pianura padana, e la grande attenzione anche allo stop al consumo di suolo, favorendo sempre anche con gli investimenti, anche nell'ambito degli investimenti economici, la rigenerazione urbana senza nuovo consumo di suolo. Ecco, poi io nell'ambito delle attività produttive vorrei che il nostro impegno continuasse cercando sempre più di allineare quello che è lo sviluppo economico della città anche con l'impegno per le realtà produttive, per le realtà economiche in questa transizione ecologica che ci deve riguardare tutti. Da un lato c'è l'opportunità di agganciarsi anche come sistema produttivo ai filoni che sono dettati dal PNRR e noi come Comune dobbiamo giocare la partita fino in fondo per fare in modo che questa sfida del PNRR possa portare dei risultati concreti nel nostro territorio in termini di investimenti, in termini di risorse per progetti da attuare a livello locale, e poi dobbiamo accompagnare le imprese in questa transizione energetica che ci deve rendere il più possibile indipendenti dalle fonti fossili e quindi anche indipendenti sul piano internazionale e quindi favorendo l'approvvigionamento da energie rinnovabili. Noi metteremo in campo anche come Comune una serie di incentivi, è quello che ci stiamo proponendo di fare anche in questa fase in cui si discute chiaramente del futuro della città per i prossimi 5 anni. La politica chiaramente è nazionale ed è una politica che determinerà la capacità di questo Paese di arrivare ai risultati che noi ci aspettiamo, però anche a livello locale vogliamo fare la nostra parte, con politiche concrete ma anche facendo informazione.
ed è quello che stiamo facendo in questi 3 giorni. Per cui grazie a tutti, perché anche da qui facciamo un passo importante nella direzione della transizione ecologica che tutti auspichiamo, e buon lavoro. Grazie. Grazie Bressa. Allora, ci ha raggiunto, poi proseguiremo con gli interventi anche di saluto, ci ha raggiunto, per quanto in remoto, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Vediamo se riusciamo ad averlo a schermo. Eccolo qua, buongiorno Ministro. Buongiorno, spero mi sentiate bene. Ecco, sì, la sentiamo benissimo e la vediamo anche bene. Allora, niente, il tema della giornata in particolare ruota intorno alle città, ma come dire, il sistema dei trasporti e delle infrastrutture, come dire, entra ed esce dalle città, insomma, indiscutibilmente. Vorremmo capire, tra l'altro, ecco, questi sono giorni di grande polemica. Io so che, come dire, lei ci parlerà anche un po' realisticamente, insomma, anche delle politiche di incentivazione, oltre alla sua idea, diciamo, lei ha cambiato nome al Ministero, che qualcosa vuol già dire. Vorrei chiedere, insomma, anche quali sono gli strumenti sostanzialmente che avete in mente di mettere a terra per favorire la transizione di tutto il comparto della mobilità. Faccio una piccola annotazione: in questi giorni ci sono grandi polemiche sul 110, anche oggi c'è l'ennesima introduzione di un cambiamento necessario, insomma probabilmente un incentivo pensato male che poi ha bisogno di continui correttivi. Questo è il paese nel quale facciamo continuamente così, a un certo punto, come dire, improvvise accelerazioni che ci portano poi a velocità insostenibili, siamo costretti a fare frenate e quant'altro. Lo dico perché, insomma, appunto, la progettazione degli incentivi deve essere molto accurata per evitare poi problematiche. E allora ci piacerebbe capire, insomma, che cosa avete in mente da quelle parti. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, grazie anche di questo spunto. Ma parto proprio dall'ultima cosa che lei ha detto, cioè la capacità di pianificare o di programmare e dunque di definire delle politiche non oscillanti, chiamiamole così, non fatte di stop and go. Tra qualche giorno uscirà un nuovo allegato infrastrutture e trasporti al documento di economia e finanza. In questo documento abbiamo provato, costruendo su quello che abbiamo fatto l'anno scorso, a fornire, mi sento di dire finalmente, una visione più integrata della pianificazione del settore ferroviario, stradale, autostradale, i porti, la logistica, la mobilità ciclabile, eccetera, eccetera. E c'è una tavola in cui abbiamo provato a riassumere in un'unica pagina gli interventi di pianificazione, gli interventi finanziari e le riforme per ciascuno di quegli interventi, di quei settori. Perché in realtà pianificazione, investimenti e riforme sono i 3 pilastri su cui si deve basare il cambiamento di paradigma che abbiamo davanti, perché di questo stiamo parlando. E quindi è un qualcosa che nell'ambito delle politiche europee, e non mi riferisco al Next Generation EU, ma all'idea di una riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 e poi verso la decarbonizzazione del 2050, ma soprattutto il miglioramento della competitività del paese, della sostenibilità del nostro sistema di mobilità, dell'equità di questo sistema di mobilità. Ecco, una pianificazione a medio e lungo termine è indispensabile, oltre che affrontare le emergenze o comunque le necessità di breve termine. Nell'allegato infrastrutture proviamo a dare un po' questa idea, che per alcuni settori già è stata anticipata, per esempio dal documento programmatico sulle ferrovie. Ma tutto questo ha bisogno appunto di ulteriori approfondimenti. E qui arrivo a 2 aspetti di particolare rilievo nella vostra discussione. Il primo riguarda le politiche urbane, perché le politiche urbane hanno risentito anche in questo caso di frammentazione. Perché? Perché
le politiche urbane nelle diverse declinazioni delle stesse sono di competenza di diversi ministeri. Bene, io mi sono molto battuto per la ricostituzione del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane, che riunisce tutti i ministeri che in qualche modo definiscono interventi sulla mobilità, le costruzioni, il turismo, le tante cose che riguardano poi le città, per provare ad avere prima di tutto un migliore coordinamento interno a livello di governo e poi avere delle politiche più integrate. Lo dico perché il cambio di nome del Ministero, che lei ha ricordato prima, ha riguardato anche il cambio di nome del Dipartimento per le opere pubbliche, che oggi si chiama per le opere pubbliche, le politiche urbane, la riqualificazione, eccetera. Quindi il nostro Ministero sta assumendo un ruolo molto più centrale rispetto al passato perché chiaramente le infrastrutture, la mobilità, la disponibilità idrica, sono tutti elementi che poi incidono sulla qualità della vita delle persone. Il secondo elemento che invece vorrei richiamare è quello della mobilità locale. Domani presenteremo un rapporto che si unisce agli altri che abbiamo presentato nel corso di questo 2022 sulla decarbonizzazione, sull'impatto del cambiamento climatico sulle strutture, infrastrutture in termini di adattamento ma anche di mitigazione, la decarbonizzazione del settore dei trasporti, eccetera. Domani presentiamo quello sulla mobilità locale, sostenibile, cioè l'idea di passare dal focus sul TPL, il trasporto pubblico locale, all'MLS, cioè la mobilità locale sostenibile, che è un concetto che ricomprende al suo interno il trasporto pubblico locale, ma che deve integrare per esempio i servizi di sharing o la ciclabilità e tutte le altre forme che stanno emergendo anche grazie alle nuove tecnologie per trasformare i trasporti appunto in un servizio, come si dice. Non è un'elettrificazione tout court, insomma, ci sta dicendo, c'è un disegno molto più sofisticato da fare. È un disegno che riguarda non solo il rinnovo, la trasformazione del parco autobus, ma riguarda le regole con cui per esempio si selezionano e si gestiscono poi le imprese di trasporto locale, che sempre più devono integrarsi tra di loro con quelle che offrono questi altri servizi. Quindi il concetto di mobilità locale sostenibile ricomprende appunto il TPL e ricomprende anche settori che storicamente hanno mostrato grande attivismo nella conflittualità, se posso dire questo, in questo modo. Pensiamo alle polemiche tra i taxi e NCC. Ecco, lei tenga presente che a New York si è deciso che i taxi useranno la piattaforma Uber per raggiungere i clienti. Lo dico perché è tutto il settore che è in grande movimento. Ecco, le proposte che formuleremo domani, che poi saranno anche oggetto, lo spero, di una delega che verrà data al governo nella legge sulla concorrenza, ci aiutano ad approfondire questo aspetto, ma avendo la coerenza con tutto il resto di cui ho parlato prima. Mi fermerei qui. Le faccio una domanda, naturalmente appunto lei ci ha appena ricordato quanto la necessità di ripensare la mobilità non abbia a che fare con la sostituzione del motore a combustione con quello elettrico, come dire, ma sia qualcosa di molto più sofisticato. Ieri riflettevamo facendo una battuta, dicevamo insomma che se un domani ci trovassimo tutti in coda sull'auto elettrica probabilmente ci guarderemo dai finestrini dicendo forse qualcosa abbiamo sbagliato. Ecco, però rispetto alla transizione energetica di questo comparto, quali sono gli aspetti più difficili, meno chiari, le sfide più complicate da superare, dove magari in questo momento non abbiamo neanche le idee chiare su quali potrebbero essere le soluzioni corrette, perché lì ci sarà bisogno di fare un lavoro, come dire, che non riguarda solo il suo di ministero, ma anche i successivi, che possibilmente dovrebbe essere coerente, ecco, avere un minimo di coerenza.
Guardi, da un lato ricordiamo che questo governo ha voluto creare il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, dove sono appunto presenti tutti i vari ministeri e lavoriamo in modo molto più coordinato rispetto al passato. Secondo aspetto, il rapporto sulla decarbonizzazione dei trasporti che abbiamo pubblicato qualche settimana fa in un evento pubblico dimostra che in alcuni settori, come lei diceva, c'è una certa chiarezza, in altri settori no. Il rapporto che è disponibile sul sito del Ministero va dalle moto agli aerei, per capirci. Ecco, in termini estremamente rapidi, moto, auto, veicoli commerciali leggeri di ultimo miglio, l'elettrificazione è la via maestra. Certo. Sì, ci possono essere elementi marginali di biocarburanti e così via, ma direi che questa è l'indicazione. Per gli autobus elettrici e idrogeno locali, cioè per gli autobus urbani, la soluzione già esiste, quella che ho detto, anche se l'elettrico è molto più semplice rispetto all'idrogeno, anche se ci sono grandi tematiche per dotare un sistema urbano di non solo i veicoli. i depositi in cui i veicoli vanno caricati durante la notte, ma poi durante la giornata, perché non basta caricarli durante, quindi ci sono complessità importanti. L'idrogeno ne ha molte di più. Invece per i veicoli pesanti, i TIR, qui anche il mercato è in qualche modo diviso in due perlomeno, se non in tre. Almeno in due, elettrico, idrogeno e poi all'interno dell'elettrico batterie, catenarie, cioè qui la situazione è molto meno chiara. E via via, passando al marittimo e poi all'aereo, ci sono problemi ancora più rilevanti, soprattutto perché qui parliamo di sistemi che si devono interfacciare con paesi lontani. Quindi se anche l'Italia decidesse una soluzione, se anche l'Europa decidesse una soluzione, poi deve essere una soluzione che è condivisa con gli altri paesi, perché l'aereo una volta arrivato a destinazione deve poter tornare indietro. Quindi complessità notevoli. Però appunto intanto su alcuni aspetti la situazione è abbastanza chiara ed è per questo tra l'altro che gli incentivi che abbiamo avviato su moto, auto, veicoli commerciali elettrici, il rinnovo degli autobus in senso ecologico, sono tutte indicazioni che vanno in questa direzione, anche l'incentivo all'autotrasporto, 500 milioni, va unicamente a chi ha veicoli Euro 5, Euro 6, quindi il tema della riduzione dell'inquinamento, della riduzione delle emissioni taglia trasversalmente tutti questi aspetti, però appunto c'è ancora moltissimo da lavorare. È anche una tecnologia che evolve molto rapidamente. Grazie Ministro, grazie Ministro. Allora grazie, buon lavoro. Buon lavoro a lei. Saluti, arrivederci. Buona giornata. Allora, bene, riprendiamo direi, come dire, dopo questa introduzione. Direi che ci ha introdotto molto bene il Ministro anche tutte le problematiche che poi in parte riusciremo a discutere nel corso della tavola rotonda dedicata proprio alla mobilità. Allora, io chiederei a questo punto a Antonio Santocono, Presidente Camera di Commercio di Padova, ormai il suo non è più un benvenuto, ma non so, un commento al Ministro, non lo so. Prego. No, cosa significa per voi, credo, questo evento sia importante che diciate. Certo, grazie. Intanto buongiorno a tutti. Grazie per avermi invitato a portare il saluto della Camera di Commercio e soprattutto delle 100.000 e oltre aziende che rappresentiamo. Anche perché, proprio perché rappresentiamo il cuore dell'attività economica del nostro territorio, dobbiamo essere anche quelli che da questo punto di vista devono farsi carico di certi temi e, per quanto ovviamente nel rispetto di quelli che sono i propri ruoli, portarli avanti proprio per avviare processi come quelli di cui oggi si parla. E quando si parla di sostenibilità urbana, il primo pensiero che viene in mente è quello di ridurre, se non azzerare, il consumo del suolo. Un
tema che poi durante il periodo della pandemia è emerso in maniera molto, molto forte. E quando si pensa ai rimedi, diciamo, uno dei primi che viene in mente è quello della riqualificazione urbana, quella che viene chiamata l'urban regeneration, che su quello ci ha visto molto impegnati. Come Camera di Commercio, insieme con l'amministrazione comunale, con la provincia, con il sistema associativo che ha condiviso in maniera unanime queste tematiche, abbiamo lavorato per la rigenerazione urbana su 3 temi. Un tema è quello della rigenerazione dell'area della Fiera di Padova, un altro tema è quello delle strategie di sviluppo dell'intermodalità e un ultimo tema è quello della ricognizione che noi abbiamo fatto dei capannoni esistenti nel territorio delle province di Padova e Treviso. Per quanto riguarda il primo caso, la Fiera di Padova, ormai dal 7 di aprile è stato inaugurato il nuovo centro congressi in un'area dove sapete che il sistema fieristico è un sistema in crisi, ma ancora prima della pandemia, e quindi c'era un'area come quella fieristica che era caratterizzata sì da eventi di un certo tipo, però poi quello che era il fattore discriminante era che per oltre 300 giorni all'anno i capannoni non venivano utilizzati. Quindi si è pensato a questo progetto che abbiamo condiviso con l'università, con il comune in particolare, ma anche la provincia e le associazioni, che è quello di rivedere quest'area facendolo diventare un hub dell'innovazione. Quindi all'interno della fiera, il 7 aprile abbiamo inaugurato questo centro congressi che ci pone al primo posto in Europa per quanto riguarda le tecnologie in uso e fra i primi 10 diciamo, come numero come capienza. Dall'altra parte, pochi giorni dopo è stato inaugurato in maggio il Competence Center delle 7 università del nord-est insieme a una quarantina di aziende private che hanno deciso di investire in questo settore assieme alla Camera di Commercio, quindi si è pensato a un modello di recupero di quest'area. Addirittura tra qualche settimana dovrebbero partire i lavori per la realizzazione della scuola di ingegneria dell'Università di Padova dentro i sedimi della fiera, quindi un'area che era destinata al degrado o soprattutto con delle strategie ancora diciamo non convincenti per la sua crescita, vede nel ruolo dell'hub dell'innovazione un processo di recupero di quest'area, che se poi aggiungiamo al fatto che lungo la stessa area sono state sviluppate iniziative per quanto riguarda lo sviluppo delle start-up, per quanto riguarda anche la qualificazione di un'area di Padova 1, che è la zona, diciamo, la nostra Silicon Valley, l'area dove ci sono tutte le aziende del terziario. Se poi consideriamo che in quella stessa area verrà realizzata la nuova questura, verrà realizzato poi anche a poche centinaia di metri di distanza anche il nuovo ospedale, abbiamo questo che abbiamo chiamato chilometro dell'innovazione, che è un segno tangibile di quanto diciamo, il sistema delle istituzioni della nostra città sta facendo per lo sviluppo di quest'area. Sul tema dell'intermodalità, il tema è ormai noto: ridurre il più possibile il trasporto su gomma, aumentare quello su rotaia e poi soprattutto gestire quella che è la logistica a piccolo raggio, cioè quella del trasporto delle merci, diciamo, dalla zona dell'intermodalità alla città, quindi con l'utilizzo di mezzi ecologicamente compatibili e così via. Infine, l'ultimo tema che abbiamo sviluppato con la provincia di Padova, la provincia di Treviso, con la Confindustria, quindi Assindustria Veneto Centro, che è stato quello della ricognizione di quelli che sono i capannoni delle due province. Stiamo parlando di un tema che può essere rappresentato da questa cifra. In Veneto ci sono un capannone ogni 54 abitanti. Moltissimi di questi sono inutilizzati, moltissimi di questi sono in degrado. Il problema di aver fatto questo catasto è stato quello proprio di capire come, una volta individuati quelli che sono riutilizzabili, rigenerabili per altre opportunità, eccetera, capire poi quello che è il futuro assetto da dare a quest'area. Quindi un tema di grande attualità che si svilupperà poi nei prossimi anni. Tutto questo per dire cosa, e ho concluso,
per dire che bisogna portare avanti questa cultura della sostenibilità. Il nostro progetto è quello proprio di portarla avanti insieme con i soggetti istituzionali di cui ho parlato prima, ma soprattutto perché questo sicuramente potrà comportare crescita economica e quindi ricaduta occupazionale e così via. Auguro a tutti poi un buon lavoro per la giornata odierna e vi ringrazio. Grazie Santocono. Tra l'altro abbiamo parlato in trasmissione al Smart City proprio di questa mappatura dei capannoni, che è un'operazione molto interessante. Come dire, alla fine parliamo tanto di Smart City, ma spesso poi non abbiamo questo tipo di informazioni che oggi sono disponibili. Prendo solo un secondo, c'è una quantità enorme di dati satellitari assolutamente gratuiti. La maggior parte dei satelliti per l'osservazione della Terra producono e rendono disponibili i dati gratuitamente. Ci si potrebbero fare milioni di cose, sono sostanzialmente, fondamentalmente lasciati lì e ignorati, anche dalle pubbliche amministrazioni, che potrebbero fare molto di più con questi dati. Ma qui mi fermo e passo la parola a Giuseppe Rigano di Fieldfisher. Eccolo qua, benvenuto. Insomma, insieme al SOESCO, principale organizzatore di questa manifestazione. Grazie, dopo i saluti istituzionali anch'io sono lieto di portare i saluti dei miei colleghi di Fieldfisher a questo evento. Oggi la seconda giornata tratterà dei temi particolari sul territorio e la giornata di ieri, che ha visto una partecipazione molto attiva sulle prima parte dei lavori che erano stati previsti, ha suscitato un paio di riflessioni che secondo me si riflettono anche nella giornata odierna. La prima, che è quasi scontata, cioè l'importanza dei temi dell'energia e della sostenibilità ai fini per l'importanza dello sviluppo del nostro Paese. E l'altra, quello che ci tengo a sottolineare, l'importanza del dibattito tra i vari stakeholders per poter, diciamo così, mettere a terra le linee generali dei grandi progetti in atti concreti che poi si rifletteranno nel territorio. E noi per questo motivo, noi di Fieldfisher siamo proprio lieti di essere presenti qui a questo evento al fianco del Comune di Padova e di Assoesco. Scusate. Questi interventi di ieri hanno evidenziato l'importanza di questo dibattito fra tutti i soggetti coinvolti, dalle istituzioni ai cittadini, alle imprese, al mondo della finanza, all'istruzione e anche a noi professionisti che accompagniamo questi soggetti nei loro percorsi. E però è anche importante un approccio multidisciplinare a queste tematiche, affinché in modo integrato si possano dare delle risposte efficaci e proattive alle richieste dei vari attori che poi dovranno mettere a terra questi progetti. Approccio multidisciplinare in cui noi di Fieldfisher crediamo, essendo organizzati in team specialistici in varie aree per materia, ma anche per aree di business, e che nel particolare, per quanto riguarda questi settori oggetto del forum di queste giornate, sono quelli dell'energy e del CSR, dove abbiamo fatto molti investimenti negli anni per creare dei professionisti che sappiano dare risposte concrete e supporto concreto immediato ai vari soggetti che vogliono appunto percorrere queste iniziative. L'altro fattore importante in cui noi crediamo è il forte radicamento con il territorio, infatti con le realtà con cui già noi collaboriamo in questi settori e che sono anche, diciamo, hanno aderito anche a questa iniziativa. Importanza del territorio, che è proprio il tema di oggi, che ci dice che la sostenibilità, la transizione energetica, ecologica, tutti questi progetti, il PNRR, vanno poi concretizzati nella città, per le imprese, per i cittadini, perché altrimenti corriamo il rischio di avere grandi progetti ma un'attuazione ancora limitata. Quindi famosi presepi, no? Dove metti una statuina qua, una statuina là, esatto. Una statuina, ma niente che poi colleghi il tutto. Scusa. E per questo, esatto, noi crediamo che la sinergia fra tutti gli attori coinvolti sia importante per riuscire a mettere a terra in maniera efficace e proattiva i progetti che sono delle sfide per il nostro futuro. Da questo punto di vista adesso non rubo altro tempo ai lavori della giornata, auguro a tutti un buon lavoro e grazie per la partecipazione. Grazie Rigano. Allora, adesso abbiamo un altro intervento da remoto, prima poi vi presento gli ospiti come dire, che interverranno invece
fisicamente, ed è quello di Sebastiano Zili in rappresentanza della Commissione Europea, Direzione Generale Politiche Regionali Urbane. Vediamo se riusciamo ad averlo a schermo. Se c'è qualche problema, se no procediamo. Ok, sta arrivando, sta arrivando. Eccolo qua. Buongiorno, ci sente? Buongiorno a tutti e anch'io mi allineo sul buon lavoro, sicuramente lo dico già in anticipo. Io non so se riesco a condividere la presentazione che avevo preparato, altrimenti chiedo alla regia di poterlo fare con il documento che ho inviato. Ecco, perché lei so che ci parla appunto della programmazione 2021-2027. Sì, vediamo se riusciamo ad anticiparti, altrimenti se lo può caricare direttamente la regia video. Sì, forse è la cosa migliore, ce l'avete? No. Chiedo là. Ok? Perfetto, eccola qua, sì. È a schermo la presentazione, prego, ci dovrà naturalmente dare indicazione quando vuole avanzare con le slide. Prego, le lascio la parola. Intanto mi presento, sono Sebastiano Zilli, lavoro all'interno della Direzione Generale delle Politiche Regionali e Urbane e poi più precisamente per l'unità che si occupa di Italia e Malta. Il fondo di cui noi ci occupiamo è il Fondo dello Sviluppo Regionale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il cosiddetto FESR. Questo per darvi se si può andare alla prima slide, quella successiva alla presentazione, che io non vedo da qua, che possiamo anche, semplicemente questa era la volontà di fare un po' un riassunto di quello che è il contesto in termini di transizione verde, ma ovviamente tutti i suoi ospiti ne hanno già accennato e immagino ci saranno altri che ne parleranno più diffusamente, però era secondo me importante fare qualche riferimento al contesto e alle risorse disponibili. Se poi andiamo alla successiva slide, invece ci focalizziamo piuttosto su quello che il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale fa in Italia e delle opportunità per le questioni, soprattutto per la parte climatica e comunque la parte ambientale, e lì avevo messo alcuni punti sia a livello di risorse sia di impegni, e soprattutto faccio un riferimento a un documento che si sta concludendo nel negoziato con l'Italia, che è l'accordo di partenariato italiano, che dà lo schema di fondo per cui tutti poi i programmi, quelli nazionali e quelli regionali soprattutto, che lavorano per l'attuare il FESR devono fare riferimento, e in questo c'è un importante contributo per queste tematiche. Poi un altro elemento è sicuramente il tema della biodiversità. L'Italia nell'ultimo bullet in fondo alla slide dice che ci si impegna al 4% delle risorse da destinare alla biodiversità. Questo perché è la quantità minima rispetto a quella che è stata la programmazione del 14-20, quindi quello è la base di partenza per poter andare avanti nella futura programmazione. Se passiamo alla successiva ancora, dà un po' un quadro di dove siamo con le risorse disponibili anche per fare quelle attività di cui ho sentito menzionare anche appena adesso. È molto interessanti gli esempi che abbiamo sentito di ricognizioni, di disponibilità ai territori, e quindi per limitarci al FESR, già ancora nella programmazione 14-20 c'è una buona fetta di risorse da spendere entro il 2023, questo a livello nazionale ovviamente, e si sta preparando la programmazione per il 21-27. Quando gli organizzatori mi avevano invitato a questo evento, avevo detto, ecco, la mia
speranza di potervi già dare una prima ricognizione di come poi i programmi, soprattutto i programmi regionali, avevano tradotto questi impegni, queste prime negoziate. Purtroppo siamo ancora a circa la metà delle bozze dei programmi rispetto alla trentina di programmi che ci aspettiamo, e qui non posso darvi un riscontro complessivo rispetto a quello che poi le singole regioni vogliono attuare. Poi c'è un altro elemento importante che riferisce alle risorse che nell'ultimo bullet, penultimo, le risorse REACT, che dovevano essere quella per una reazione, un riavvio soprattutto dopo la pandemia, e ci sono un paio di miliardi di euro a disposizione per la transizione verde. Ovviamente i tempi sono un po' ristretti per l'attuazione. Sappiamo che in questa partita è coinvolto anche un programma che si chiama per le città metropolitane, quindi le 14 città metropolitane italiane hanno risorse che poi vengono gestite localmente per attuare questo tipo di interventi. Se andiamo alla successiva slide, volevo dirvi un po' com'è la struttura per la programmazione del FESR per il 21-27, quindi ci sono 5 obiettivi di policy. Il primo, che affronta più il tema per il nome stesso della ricerca, imprese e quant'altro. Il secondo molto più interessato ai problemi di un'economia più verde, a basse emissioni di carbonio, e quindi alla transizione e quant'altro. Il terzo per la mobilità e quindi la connettività, quindi il tema sicuramente delle reti di trasporto europeo, della banda ultralarga. Il quarto, che è quello più per un'economia, per un'Europa sociale, quindi i classici programmi che si affrontano essenzialmente col fratello che si chiama il Fondo Europeo Sociale, l'FSE. E poi c'è il quinto. Mentre i primi 4 sono tipicamente tematici, il quinto si differenzia perché questa Europa è più vicina ai cittadini, si offre a un approccio assolutamente territoriale ed è vincolato a questa metodologia, e quindi poi ne parleremo alla fine, che penso sia un po' il tema che dovremmo, che ci lega assieme. Se andiamo avanti, vediamo sotto gli obiettivi, quindi la lista degli obiettivi specifici rilevanti per la parte più della Green Europa, e alcuni dei temi che abbiamo già sentito evocare questa mattina. L'ultimo, quello che noi chiamiamo l'obiettivo specifico 2.8 sui trasporti urbani sostenibili, che è una fetta. Questo è particolarmente rilevante perché le risorse del FESR nel suo complesso sono allocate sul territorio nazionale secondo le tipologie di regione, e quindi le regioni più sviluppate hanno un forte vincolo rispetto all'utilizzo delle risorse. Praticamente l'85% delle risorse di un programma regionale devono essere destinate ai primi 2 obiettivi di policy, e quindi alla parte della competitività, dell'innovazione e la parte della Green Europe. Quindi vediamo una serie molto ampia di obiettivi specifici, perché è una delle priorità principali, soprattutto in alcune regioni. Io poi per le prossime slide possiamo anche andare molto velocemente. La prossima. Sì. Ecco, questi erano un po' degli elementi che si erano registrati durante una prima fase di analisi e di negoziato a livello italiano, e penso che cose di cui abbiamo già sentito parlare. Se possiamo poi andare alla successiva, qui si cerca di entrare più in dettaglio di cosa ci si aspetta per questa programmazione nei vari obiettivi specifici, soprattutto quello che noi Policy Objective 2,
quindi la parte più ambientale, e come dicevo prima, ci sono ovviamente differenziazioni a secondo della tipologia delle regioni. Possiamo ancora andare avanti, non voglio rubarvi tempo, ma per dirvi tutto il menù molto ampio con cui si può agire a livello poi anche locale. Perché poi arrivo a quello locale, se andiamo avanti, ecco qua, questo qui è l'obiettivo 5, quello territoriale. Quello territoriale si divide in 2 obiettivi specifici per le aree urbane e dalle aree diverse da quelle urbane. Nell'accordo di partenariato, in questo documento, seguendo anche quelle che erano poi state un po' delle indicazioni della Commissione del febbraio 2019, si sono individuate essenzialmente 3 tipologie di aree: le aree urbane metropolitane, e quindi con la debita strategia che deve ricomprendere anche tutti questi tipi di elementi, le aree urbane medie, quindi anche qui non si fa riferimento alla singola città, ma ci si deve rivolgere a un approccio in termini funzionali, dopo a geometria assolutamente variabile e determinata a livello locale, no? E le aree diverse da quelle urbane, che essenzialmente sono da ricomprendersi nelle cosiddette aree interne, che questa programmazione aveva visto l'avvio della preparazione strategica degli accordi, no? Però elemento fondamentale per attuare questo tipo di interventi sono le strategie di sviluppo territoriale. Quindi quello che dico sempre, il mattoncino base è avere una strategia di sviluppo territoriale. Quindi richiamandomi agli interventi che ho sentito anche precedentemente, in particolare quello del rappresentante della Camera di Commercio, ecco, questo o anche dell'assessore in apertura, sicuramente l'approccio di coinvolgere i vari stakeholder in una attività di programmazione, e poi, come diceva l'intervento del rappresentante della società Phil Fisher, questa cosa qui è fondamentale, perché deve rimanere questa non variabilità, questa sempre nei limiti della possibilità comunque di adattamento, ma di avere un'idea condivisa di quello che si vuole fare di un territorio. Se andiamo alla successiva, e io con la successiva poi, il tema di oggi è una sostenibilità urbana, ecco. Cioè proprio a livello, il legislatore europeo ha previsto nei suoi regolamenti uno spazio dedicato a questa attività, e in particolare anche una quantità minima del monte totale delle risorse da destinare a questa attività. Nel caso dell'Italia un paio di miliardi di euro dovranno essere vincolati a questo tipo di sviluppo. Questo tipo di sviluppo, come ho già sentito, quindi l'approccio integrato, un approccio territoriale integrato, ripeto, che si basa su una strategia territoriale condivisa, con i temi ovviamente di attenzione principali, no? E che sicuramente la parte delle tecnologie digitali, che già nella programmazione 14-20 erano uno dei punti in cui si spingeva per questo tipo di attività a livello locale. E poi quindi il tema del coinvolgimento, quindi quello che in inglese si chiama non un processo top-down, di imposizione dall'alto, ma veramente bottom-up, quindi anche a livello regolamentare c'è questa predisposizione agire dal basso, no? E che in modo da registrare quelle che sono le esigenze. Ovviamente rimangono validi quelle che sono le strategie generali, immagino a livello i piani regionali, no? Scusi, le posso fare una domanda? Così, proprio una, sì, ci mancherebbe. Io non saprei, ma per questo glielo chiedo. Rispetto a questo tema appunto della cooperazione, della collaborazione, il concetto stesso di Smart City
come dire, è basato sul fatto che c'è un pensiero, una gestione della città che trascende i singoli filoni, smart mobility, smart energy, ecco, insomma, è quello il concetto di smart city. Ecco, da questo punto di vista, il modo di costruire le partnership, il modo di anche raccogliere, come lei diceva, bottom up, gli stimoli. Ecco, da questo punto di vista l'Europa propone dei modelli o è un po' affare di ognuno, poi, anche perché ovviamente le situazioni sono le più disparate. Quindi l'Europa ha dei modelli da proporre da questo punto di vista, o bene o male ognuno fa come vuole questo tipo di attività? Beh, allora su un tema più ampio che è l'approccio integrato, è stata pioniere negli anni 90, quindi proponendo prima un numero limitato di progetti pilota urbani che andavano in questa direzione. Sicuramente proprio perché deve riflettere le esigenze del territorio e quindi che ci sia qualcuno che faccia anche da leader, chiamiamolo, di questa preparazione, deve esserci massima flessibilità. Non si può calare dall'alto, sta dicendo. Partiamo assolutamente da questa, sicuramente ci sono indicazioni, ci sono gli aspetti legislativi e le normative nazionali o regionali in qualche caso, che fanno da sfondo e da cui non si può trascendere. Ma l'obiettivo e la spinta è uno dei 3 elementi fondamentali. Quindi anche a livello regolamentare, nella preparazione delle strategie territoriali ci sono 4 elementi base, no? Oltre alla definizione di un'area, ovviamente, di un'area geografica interessata, no? Uno degli altri di questi è l'approccio integrato, l'altro è il coinvolgimento dei partner. Questo è sicuramente su come ognuno lo fa come vuole, anche perché appunto le situazioni sono, insomma, sono le più disparate. Resta da guardare le esperienze buone e da copiare, ecco, no? Vietato non copiare in questi campi. Assolutamente sì, questa era una delle... ci sono un paio di elementi. Uno a livello europeo, che nel settore nostro del FESR ha dei programmi di scambio, storicamente ormai da una ventina d'anni, che è un programma che si chiama Urbact, che mette a disposizione questo tipo di scambi e di networking di questa natura. Poi c'è un altro settore che è di programmazione, che è quello che è stato nel 14-20, l'Urban Innovative Action, la possibilità di partecipare a delle selezioni di progetti particolarmente innovativi e da poter poi replicare sul territorio. Questa esiste ed è questa la nostra speranza, che anche a livello come nazionale rimanga comunque questa possibilità di mutuare le esperienze. Certo. Parlavo prima del programma Città Metropolitane, al suo interno si sono creati dei gruppi di lavoro specifici in cui esperienze fatte in un certo contesto vengono poi diffuse agli altri. Anzi, nel tema della digitalizzazione, non a caso un software sviluppato da una città è stato poi riutilizzato insomma, da un'altra, elaborato e da questa travasato in un'altra realtà. Questi sono esempi concreti di come si possa a livello nazionale certo, anche di come sia utile poi essere partecipi anche a livello europeo di tutti questi processi e essere presenti anche in queste tavole. A volte noi non siamo presentissimi come paese in una serie di tavoli, ma questo non è il tema da discutere adesso con lei. La ringrazio per intanto. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie zio. Io vi devo lasciare. Buon lavoro. Voleva fare... No, guarda, se possiamo ci fermiamo qui, siamo in grande ritardo. Allora, passerei la parola a Brando Benifei, che è parlamentare europeo. Eccolo qua, prego. Che ci parla appunto di digitalizzazione della pubblica amministrazione in quanto presupposto per le smart city. Ah sì, certo, sì, direi che possiamo far sedere certo anche gli altri ospiti, assolutamente. Mario Conte, presidente di ANCI Veneto. Buongiorno, benvenuto. E Matteo Corbo di Phil Fisher, eccolo qua. Vediamo se riusciamo, non dico
magari mezz'ora sarà un po' ottimistico, però insomma. Allora, proviamo magari anche a chiacchierarcela un pochettino se riusciamo, no? Allora, partiamo da Benifei. Dunque, no, appunto si parla molto del tema della digitalizzazione, sappiamo che il sistema nervoso di questa cosiddetta Smart City è poi dato dai sistemi di comunicazione e dalla digitalizzazione in particolare. Non so cosa vuole raccontarci su questo tema, perché che dobbiamo farla l'abbiamo capito tutti, che alcuni siano avanti e indietro pure. Ma credo intanto grazie per questa opportunità di essere qui oggi, grazie a tutti gli organizzatori, perché mi pare insomma un appuntamento molto on time, diciamo, sul dibattito che è in corso a livello europeo sulla sostenibilità, ed è chiaro che il tema Smart Cities e come le realizziamo concretamente sia un pezzo di tutto questo. Anche il legame, io provo magari a fare questo ponte, insomma il legame tra sostenibilità ambientale che è stato toccato in maniera più ampia in questa prima parte di discussione, con il tema digitalizzazione, utilizzo dei dati. Credo che la cosa più utile, più che fare riflessioni, come dire, magari scontate o comunque condivisibili, da parte mia sia più utile dirvi a che punto stiamo nel lavoro legislativo europeo, perché a volte sfugge che in questo campo legifera molto di più l'Unione Europea, certo, che il Parlamento italiano. Magari il governo fa, ma con atti esecutivi, ma le leggi le facciamo noi, soprattutto quando si tratta per esempio dell'uso dei dati, che è completamente materia di fatto gestita con, come sappiamo, il GDPR, ora c'è l'e-Privacy Directive ancora in negoziazione. Ma oggi per esempio abbiamo una nuova frontiera che provo un po' a portare sul tavolo della discussione, che è quello della intelligenza artificiale, un tema che io in particolare sto seguendo da vicino come relatore del regolamento che significa una legge europea che quando viene approvata diventa esecutiva per tutti, non è una direttiva che poi viene adattata dal governo, dal Parlamento italiano. È un atto legislativo hard ed è quello che noi stiamo ora discutendo. E lo dico perché, ad esempio, è importante, credo anche per la platea qui presente, sapere che l'approccio che noi stiamo seguendo è quello per cui quando si tratta di realizzare, quindi di fatto un progetto, una realizzazione di una smart city che si basa sull'utilizzo dei dati con tecnologie di intelligenza artificiale, ormai sono già ampiamente utilizzate, ci sono tanti esempi interessanti di anche molte città europee. Tra l'altro anche proprio per per l'implementazione di vari aspetti della Smart City, pensate alle telecamere che riconoscono quanti parcheggi sono liberi o occupati, o se è successo qualcosa di brutto, cose del genere. Esatto. È molto presente. Stavo proprio arrivando su questo punto, e l'esempio che lei ha fatto è proprio un classico esempio, ma così come tutto quello che riguarda il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione e che tipo di risposta riceve rispetto a proprie necessità, noi riteniamo debba essere qualificato come tecnologia cosiddetta a alto rischio, cioè a rischio, se non ben regolamentato, di causare poi diciamo danni alla cittadinanza, allo sviluppo proprio delle smart cities. Questa discussione la stiamo facendo perché riteniamo che una regolazione, diciamo, che vada a far sì che chi produce, più che l'utilizzatore che è poi l'amministrazione pubblica, chi produce questi sistemi debba garantire sia all'utilizzatore, che è in questo caso il soggetto pubblico o l'impresa che collabora con la realtà pubblica in una partnership pubblico-privata, determinati standard che stiamo sviluppando appunto nella regolazione, per evitare di avere poi problemi a valle. Noi conosciamo tanti casi oggi
per esempio di persone che hanno poi intentato vicende giudiziarie articolate proprio perché la implementazione dell'intelligenza artificiale in ambito cittadino andava poi a contrastare le aspettative di diritti fondamentali delle persone. Lei ha citato il tema delle telecamere, ad esempio, che è molto, molto delicato e molto, soprattutto quelle che hanno ovviamente il riconoscimento facciale. Allora io butto questo sul tavolo perché penso che sia importante confrontarsi su come noi possiamo trarre il meglio dal fatto che oggi tantissimi dati sono a disposizione. Noi stiamo lavorando sempre dal lato europeo ed è una questione interconnessa a questa identità digitale unica che va in qualche modo a unificare il lavoro che in Italia, lo sapete benissimo, è stato fatto dalla SPID, dall'identità digitale unica, un lavoro che è in corso e che sta trovando una specie di carta d'identità europea che vale in tutti i paesi europei. Esatto, una sorta di, ora non entro nella tecnicità della questione, però insomma permette di far interagire con questo single gateway che si sta sviluppando tutte le pubbliche amministrazioni a livello europeo, sviluppare uno standard come avere comune una targa, mi lasci dire, unico, un veicolo in tutta Europa, non ci sono due veicoli con la stessa targa, per cui è chiaro che se uno deve prendere una multa o deve pagare l'assicurazione o ha bisogno di un servizio, la targa è identificata. Esatto, ha fatto un altro esempio molto pertinente rispetto a quelli che sono alcuni usi immaginati, ma non solo, possono servire questo sforzo di uniformazione a avere uno scambio di buone pratiche, di dati appunto raccolti che possono migliorare poi l'attività da parte di ogni città, nei diversi territori, nelle diverse situazioni. Faccio un'ultima considerazione rispetto anche al fatto che, lo dico da politico, noi oggi stiamo vivendo una fase molto delicata, complessa nel dibattito rispetto all'efficienza energetica. Utilizzare, adesso non mi sono speso e dilungato, ne ha parlato già anche il Ministro, insomma, sul tema dei fondi, il PNRR, su questi fronti, ma noi certamente possiamo riuscire a realizzare un cambiamento positivo per la cittadinanza, per le nostre città, anche nell'ottica di efficientare, di migliorare il risparmio energetico attraverso l'uso dei dati, anche in questo contesto in cui non sappiamo quale sarà lo sviluppo in termini di disponibilità delle risorse energetiche, quale situazione vivremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. L'incertezza è oggettiva, la vediamo riflettersi anche nelle dinamiche di mercato, nei costi, nell'inflazione, e usare al meglio il sistema dei dati oggi raccolti anche attraverso, come dicevo, l'interazione dell'intelligenza artificiale, che va ben regolata, come dicevo prima, è uno strumento per realizzare, come dire, una nuova fase delle smart cities, che fino ad oggi hanno avuto un certo grado di sviluppo e hanno potuto realizzare alcuni miglioramenti anche per il proprio funzionamento. Oggi siamo a uno shift di tecnologico, con la capacità che hanno appunto che ha l'intelligenza artificiale di mettere insieme una grande quantità di dati e elaborarla in un modo che non siamo in grado di fare né noi né i computer tradizionali, può permettere di fare un salto di qualità anche per quegli obiettivi di efficienza energetica, di sostenibilità che oggi anche l'agenda politica più generale ci impone. Ci impone. Tra l'altro, piccolo dettaglio, che non è affatto un dettaglio, a un certo punto ho usato la parola di identità, ma questa legislazione, questo approccio legislativo alla questione dei dati è un fatto identitario europeo, lasciatemi dire così, perché siamo gli unici che stanno affrontando questo problema in questo modo. In America, per ragioni anche costituzionali, non riescono praticamente a regolamentare niente dalla circolazione dei dati. In altri paesi i dati vengono utilizzati da regimi per sopprimere le libertà personali.
Quindi diciamo che da questo punto di vista viviamo in un continente che mi sembra abbia un approccio abbastanza equilibrato, cioè non c'è la buffata di libera informazione americana dove vale tutto e non c'è un uso cinese, per capirsi. Sì, ma su questo proprio un commento al volo è una... Ringraziamo Dio di essere su questo, di essere nati in sto continente. Sono sempre più convinto anch'io, lavorando anche e soprattutto in ottica, vi devo dire, transatlantica, dato anche quello che oggi è il grande sforzo che l'Europa sta mettendo di condivisione, io credo molto necessaria anche in questo momento storico, con quello che si chiama il Trade and Tech Council che noi abbiamo costruito con gli Stati Uniti per lo scambio proprio su questo. Vi devo dire che l'attenzione anche negli Stati Uniti a adottare almeno in parte degli standard sui dati un po' più vicini ai nostri, non dico il GDPR completamente, anche se voglio dire la California, che è un pezzo diciamo importante degli Stati Uniti anche in termini di economia, ha adottato una propria legge che è praticamente il GDPR, perché poi negli Stati Uniti non c'è una legge federale su questo, ma ogni Stato ha una propria legislazione. Devo dirvi che dialogando con molti legislatori americani c'è stato proprio un cambio di paradigma, ma è legato, guardate, anche al tema che ho affrontato prima, cioè quello degli applicativi di intelligenza artificiale, perché è aumentato moltissimo l'asticella, i pericoli, i rischi sono saliti. La preoccupazione dei cittadini. Mi sembra chiarissimo, ma volevo passare adesso brevemente la parola a Conte, presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani, Veneto, presidente di ANCI Veneto. Ecco, questa è una partita tutta vostra, o meglio, tutta vostra di tutti i partner con cui bisogna naturalmente dialogare. Allora, come sta andando qui in Veneto questa partita, per esempio? Intanto grazie per l'invito e complimenti per questa organizzazione davvero completa, approfondita e necessaria, consentitemi di dire. Mentre ascoltavo i vari interventi e pensavo, ma io che porto l'esperienza dei comuni non vorrei fare francamente l'anello debole della catena in questa esperienza, e lo dico perché quando si parla di Smart City ricordo che praticamente tutti i comuni italiani sono finiti nei giornali perché in occasione del super bonus c'erano i protocolli intasati perché i nostri archivi sono ancora cartacei e c'erano i cittadini che aspettavano 6, 7, 8 mesi. Mi ha sottratto l'unica domanda che volevo farle, benissimo, ottimo, perché è andato sul punto che mi sembra essere il punto. Oppure l'altro esempio in negativo è che un cittadino per aspettare una carta d'identità digitale deve aspettare 3-4 mesi per avere l'appuntamento, perché poi la procedura è tutta cartacea in realtà, e quindi di Smart City abbiamo ancora poco. Però noi siamo qui, io sono qui anche in veste di ANCI Veneto. E come ANCI Veneto, che quindi rappresentiamo 585 comuni, ci tengo anche a dire che al netto dei 7 comuni capoluogo, più ne inserisco un'altra decina di comuni medi, diciamo che poi c'è anche un grosso problema di organigramma, di guardi, allora gliela faccio esplicitamente questa domanda. Come dire, un po' questo rischio dell'anello debole c'è, ma non credo che si possa neanche farne una colpa, nel senso che, lo dicevamo ieri, se un comune ha un tecnico comunale, non è che questo può sapere tutto dalle regolamentazioni, gli passa la ferrovia, dovrebbe sapere tutto della ferrovia, gli passa l'autostrada, dovrebbe sapere tutto, cioè un problema serio, credo, di competenze nella pubblica amministrazione, soprattutto nei comuni un po' più piccoli, di fronte alla necessità di implementare cose parecchio sofisticate, non rischia di essere proprio, come dire, proiettile alla nuca rispetto in alcuni casi sarebbe importante conoscere per esempio l'utilizzo del PC e capita in alcuni comuni, soprattutto i più piccoli, dove manchi anche questa competenza. Però voglio dire, io non sono qui a rappresentare l'anello debole, sono qui per sognare insieme a voi. No, ma infatti vorrei capire, infatti la domanda è quindi come si supera questa situazione, come va girata col partnership, in qualche modo andrà... Difatti la riflessione che come ANCI nazionale e poi ovviamente a cascata anche nelle ANCI regionali abbiamo fatto è quella di creare un supporto fondamentale ai comuni, perché la sfida di cui stiamo parlando è una sfida che si gioca oggi, quindi anche lasciar liberi i comuni di cominciare un percorso di formazione, di ringiovanimento, di adeguamento delle tecnologie, significa che quando sono pronti alla sfida la partita è già stata benché giocata e i soldi sono stati distribuiti. Noi come ANCI Veneto abbiamo cominciato un percorso di accompagnamento a questi comuni, quindi andando a colmare laddove non c'è
la competenza là dove non ci sono le tecnologie, ovviamente aprendo a delle collaborazioni con realtà private che ci stanno dando un supporto fondamentale in questo momento sotto tutti i punti di vista. Qui vedo anche i rappresentanti della Camera di Commercio, il Presidente, che ringrazio, perché per esempio proprio con le Camere di Commercio ANCI Veneto sta mettendo in piedi un progetto di condivisione dei dati che è fondamentale. Ricordo che quando si parla di efficienza dei comuni significa qualità della vita per le nostre comunità, significa dare la possibilità ai nostri cittadini di poter cogliere delle opportunità, non soltanto un'eccellenza amministrativa che ti consente magari di scalare le classifiche l'autorizzazione per il nuovo capannone non è che la concede il Ministero a Roma, lo concede, quindi, no, ma è vero, però a me piace quando comune. partecipo a questi convegni essere davvero estremamente sincero e corretto, nel senso che la sfida della Smart City, che è una sfida sacrosanta, doverosa e che vogliamo vincere, noi però dobbiamo sempre fare i conti con la squadra di partenza e con le competenze di partenza, e credetemi è davvero difficile. Per fortuna c'è una generazione di sindaci che io ne rappresento 585, sono tutti straordinari nelle sue caratteristiche, però talvolta visione e progettualità non bastano, perché ricordo anche, e qui ringrazio per l'intervento l'onorevole, che per poter accedere alle opportunità che l'Europa mette in campo c'è tutta una fase di studio e di progettazione che va presentata, e credetemi che già lì cominciano i problemi per i comuni, e noi come ANCI stiamo cercando di metterci tra i comuni e le opportunità, creando questo contenitore di progettazione, di assistenza, di supporto che in questo momento ci sta dando dei risultati straordinari. Ne cito solo uno: proprio grazie ad ANCI Veneto siamo riusciti, unica regione d'Italia, a ottenere un finanziamento ministeriale tramite la regione, dove siamo riusciti a finanziare la totalità dei comuni veneti sulla transizione digitale. Quindi di fatto stiamo finanziando questo processo di digitalizzazione dei nostri archivi, che era una cosa che fino a qualche mese fa era impensabile per i nostri comuni da un punto di vista finanziario e anche da un punto di vista progettuale. Con ANCI Veneto tutti i comuni del Veneto hanno potuto cominciare questo primo step di digitalizzazione degli archivi, e tra l'altro abbiamo anche da poco ricevuto la notizia che arriverà un altro contributo importante, proprio perché grazie al primo supporto siamo riusciti a ottenere l'obiettivo che era indicato dal bando, e quindi ci verranno finanziati altri 30 milioni di euro. È una partita complicatissima che noi però vogliamo giocare, vogliamo vincere, perché è un'opportunità per le nostre comunità. Domanda, una risposta breve. Nel PNRR o comunque nella programmazione, diciamo, nazionale delle risorse, esistono appunto delle risorse specifiche pensate proprio per dotare i comuni che non ne hanno di competenze necessarie anche a gestire processi di transizione? No, assolutamente sì. Adesso io non vorrei essere ridondante, ma il problema del PNRR, al di là del nome, è meglio dirglielo, cioè, al di là della pronuncia del nome, è proprio che PNR, con la R lunga lo pronunceremo. No, è che per poter accedere a quelle opportunità va creato un percorso condiviso. E ripeto, non c'è il tempo per formarsi nonostante gli innumerevoli assumere tavoli il rotondi. tempo di assumere ci sarebbe. E quindi è fondamentale aprire al mondo del privato. Quel privato che per fortuna in questo momento ha assunto un atteggiamento propositivo, costruttivo, perché sa cogliere delle opportunità attraverso le competenze e la professionalità che i comuni rischierebbero di perdere. Quindi anche in questo caso con l'associazione dei comuni abbiamo fatto da tramite, perché poi anche nel mondo del privato c'è il buono e il meno buono, c'è chi cerca di cogliere questa opportunità soltanto per approfittarsene. Noi invece siamo riusciti a scremare dei partner, molti dei quali tra l'altro sono presenti in questa 3 giorni, perché i comuni vanno accompagnati. E ricordo per l'ultima volta che ogni opportunità che noi riusciremo a cogliere dal PNRR, però come diceva bene il Ministro Giovannini in occasione dell'Assemblea ANCI, ricordo che oltre al PNRR c'è un mondo che non va dimenticato, perché adesso siamo tutti concentrati sul PNRR e ci dimentichiamo che sulla porta accanto c'è un mondo che forse è ancora più grande e anche con magari delle condizioni leggermente più semplici, più umane per noi amministratori locali, e quindi queste sono opportunità che noi vogliamo accogliere. Lo dico sinceramente, lo faremo grazie al supporto dei privati. Grazie.
Grazie Conte. Matteo Corbo, Phil Fisher. Allora, tema della trasparenza invece affrontiamo con te, no? Parliamo della Smart City, che bello, i dati circolano con tutti, no, con i problemi da un lato di privacy, ma dall'altro invece di trasparenza rispetto anche ai processi, per esempio i processi decisionali, pensiamo ai bandi, no? Pensiamo a quanti bandi per fare questi progetti bisognerà, no, realizzare. Altro problema qui di competenze sui bandi, ma è quello di cui abbiamo appena parlato finora. Come siamo messi? Quanto è realistico effettivamente che ci sia una capacità di vedere che cosa e di controllo, direi, da parte dell'opinione pubblica anche rispetto a quello che accade nella pubblica amministrazione? Ma infatti qui c'è un problema che è molto evidente. Abbiamo sentito adesso Brando e Mario che ci hanno presentato un po' lo stato dell'arte, no? Ma c'è un tema di fondo che è quello che accennavi tu, il tema del processo decisionale. Ma perché infatti pensavo prima, spesso succede così, no? Quando ci sono grandi innovazioni nella storia, che la tecnologia corre, la politica magari arriva un po' dopo, fa delle regole e poi viene superata di nuovo dalla tecnologia. Gli amministratori si trovano a dover trovare soluzioni operative con le risorse che hanno in questo contesto e su di noi, sul giurista, poi si riverbera una serie di problematiche inevitabilmente, nel senso che poi ci troviamo a dover costruire una coerenza fra quello che c'era prima e il mondo che sta cambiando. E questa è la grande sfida, no? E quindi ad esempio Brando prima parlava di un passaggio ulteriore, no? Di superamento dell'attuale situazione delle smart city verso un'ulteriore innovazione tecnologica. E quindi qui siamo in un momento decisivo. Perché qual è il tema? Il tema è appunto che una cosa è la digitalizzazione base, per esempio digitalizzare l'archivio, che pone comunque alcuni problemi di gestione dei dati, però che in fondo è l'esercizio in altra forma attività che si facevano già prima. Sappiamo come gestirla, quella cosa esatto, lì, sappiamo no? come gestirla. Ormai è solida la gestione. E quindi ci sono vari gradi di digitalizzazione, no? Anche una forma minima di integrazione, il cittadino che si scarica il modulo e così via. Ma invece noi abbiamo un upgrade, abbiamo un problema quando il processo di decisione dell'amministrazione è automatizzato. Cioè quindi l'amministrazione comincia non più a decidere nelle vesti di una persona, di un funzionario, ma c'è un software che decide. E allora lì è un grosso problema. Perché? Allora, i vantaggi sono evidenti. Uno, di efficienza, perché la macchina gestisce molti più dati di una persona umana. E se si dice la pubblica amministrazione è lenta, una soluzione è sicuramente la digitalizzazione delle decisioni. Poi c'è un altro vantaggio possibile, l'imparzialità. Facciamo legislazioni anticorruzione complicatissime e per cercare di evitare che venga corrotto il funzionario, il software in teoria è incorruttibile, in teoria. E quindi ecco, i vantaggi... È hackerabile magari, è hackerabile, è corruttibile sul piano corruttibile. informatico, esatto, ma non puoi offrirgli la mazzetta. E questo è un vantaggio, ma c'è un problema, che il procedimento amministrativo è forse anche troppo una delle cose più proceduralizzate, impostate, regolate, no? Formalisticamente orientato in tutto, a tutela dei vari interessi coinvolti e così via. E quindi si crea un'evidente discrasia con il sistema digitale che è fondato sull'immediatezza, sulla velocità, sull'interazione diretta e sull'automatismo. E allora su questo i giuristi si interrogano perché, ripeto, si trovano poi a dover gestire una complessità non prevista e peraltro che non abbiamo neanche studiato all'università, perché quando abbiamo studiato questo problema non esisteva, era del tutto marginale e quindi ci troviamo un mondo completamente nuovo. Allora, la giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema molto, ragionando in mille modi, cercando soluzioni empiriche e mi sembra di poter dire che nel concetto di trasparenza ci sia in parte la soluzione. Nel senso che qual è il concetto? Sì, è possibile automatizzare i processi, anche decisionali, ma deve esserci trasparenza. Quindi deve essere ben chiaro come funziona il sistema, cioè come si è arrivati a quella decisione. Quindi deve essere, si dice questa formula coniata, no? Che deve essere prevedibile ex ante prima e poi conoscibile, intelligibile ex post. Per esempio sull'intelligenza, in particolare proprio sul tema dell'intelligenza artificiale, si parla di explainable artificial intelligence o no, perché il modo in cui funziona, in realtà noi abbiamo una non explainable intelligence nel cervello, nel senso che noi prendiamo le decisioni, ma non è che siamo in grado di spiegare il modo in cui il nostro cervello ha preso le decisioni. Ma questo non possiamo accettare che avvenga per l'intelligenza artificiale. Lì abbiamo non solo bisogno che funzioni, perché ci sono intelligenze artificiali che funzionano benissimo, ma non sapremmo dire come sono arrivate a partire dai dati d'ingresso, cioè per capirsi, il tema non è solo di trasparenza, nel senso che non mi devono imbrogliare perché devo vedere cosa succede, ma che in teoria si possono implementare
tecnologie come alcune tecnologie di intelligenza artificiale per le quali è impossibile spiegare in che modo quell'intelligenza artificiale ha preso quella decisione, pur essendo anche magari giusta e incontestabile. Ma a livello di diritto questa cosa credo che sia fondamentalmente inaccettabile. Cioè, se uno non è in grado di spiegare il percorso seguito anche dalla macchina, penso ai ricorsi, non so, a un concorso, dice hai vinto tu, perché? L'ha detto l'intelligenza artificiale, non va mica bene, no? Ma infatti complico ancora di più la questione cercando di spiegare. È quello a cui facevo riferimento prima sul perché va regolata, perché certo. non è sempre intelligente, a volte ha dei meccanismi di Non è bias mai, che a dire il vero. individuati dopo. No, perché qual è il problema? È che l'attività amministrativa a volte è vincolata, a volte è discrezionale, no? Cioè a volte da un certo fatto discende un certo effetto e quindi il software ti dice se quel fatto si è verificato o no. E quindi è facile, al massimo può sbagliare, ma quello è un tema che si corregge informaticamente. Altre volte però c'è discrezionalità e quindi l'amministrazione fa una ponderazione di interessi e lì allora il rischio è elevatissimo e in particolare con quelle forme nuove di intelligenza artificiale, qui credo che Brando facesse riferimento a questo, dove i software non sono più solo programmati all'inizio secondo certe categorie e allora è solo un problema... Se no non è intelligenza artificiale, esatto, la roba se no è automazione delle decisioni. È automazione, esattamente. normalissima, sì. E quindi lì il software cambia anche i parametri di inferenza nel corso del tempo, imparando in qualche modo dagli eventi. E quindi tu non puoi prevedere in che modo alla quarta volta che affronterà la stessa questione e la darà da affrontare. Il problema è enorme. Si risolve appunto tentando di avere il massimo di trasparenza. In particolare cosa è avvenuto? Cioè, si è discusso molto sul tema dell'accesso agli atti. Come sappiamo, vado molto veloce su questioni tecniche, ma cerco di renderle semplici. Nel nostro ordinamento è possibile accedere agli atti, no? Da sempre. E in particolare dal 2016 è possibile accedere a qualunque dato, documento, informazione di qualunque amministrazione, anche senza motivazione, che è l'accesso civico generalizzato. Quindi abbiamo avuto un fortissimo rafforzamento della trasparenza. Il problema è che quando è un software che decide, per esempio spesso nei concorsi viene questo problema, a che cosa accedi? Allora si è riconosciuto il diritto di accesso a che cosa? Al codice sorgente del software. Sembra una soluzione, in realtà è una soluzione del problema, ma ne pone altri 1000, mi viene in mente anche la canzone, no? Hai risolto un bel problema. Dipende se c'è poi quel software così, perché certe intelligenze non funzionano proprio in quel modo, è un problema. Esattamente, ma ti aggiungo una cosa, si pone un ulteriore problema. Io quando faccio un accesso agli atti devo stare attento anche ai controinteressati, no? Quindi ai soggetti che avrebbero dei diritti o di privacy o di segreti commerciali, gara d'appalto, chiedo gli atti dell'altra concorrente e lui ha un suo diritto, che va bilanciato dall'amministrazione che sceglie, no? Se garantire l'accesso, la privacy o i segreti commerciali. Con il software si pone un problema ulteriore perché c'è lo sviluppatore del software, che quindi è un soggetto che non c'entra nulla col procedimento originario, non è uno che ha partecipato al concorso, e che però ha il diritto ai suoi segreti commerciali, perché lui ha fatto quel software, non possono soffiarglielo. E quindi l'amministrazione, c'è una sentenza di Consiglio di Stato che riconosce anche il diritto, anche suo, a vedere bilanciato il suo diritto. E quindi vedete che è molto complicato. Tutto un mondo data e media law che sta, come dire, sviluppandosi negli ultimi anni, che è veramente complicatissimo, e che sarà molto importante che sia sviluppato bene, proprio perché in futuro ci saranno molte decisioni che avranno prese da sistemi automatici. Ci affidiamo di questo genere. al Parlamento europeo. Torniamo dal nostro ospite. Ecco, non so se volete fare un'ultima, come dire, un ultimo intervento, sì, io chiedo brevemente. Sì, no, io al volo perché poi il livello di caffeina a quest'ora è bassissimo e deve essere ripristinato. Al volo perché mi scuso ma devo poi scappare per andare a fare una conferenza sull'intelligenza artificiale all'Università di Milano, ma penso che sia molto importante lavorare affinché ciò che può essere, voglio essere chiaro su questo anche in maniera complementare a quello che ho detto prima, noi non dobbiamo sovraregolare quello di cui non c'è bisogno che sia regolato, cioè noi abbiamo tanti applicativi di automazione semplice che devono essere favoriti, bisogna investire, bisogna regolarli al minimo diciamo necessario. Abbiamo una quota, per esempio sul campo dell'intelligenza artificiale si individua 15-20% di applicativi dove serve evitare appunto critici, tutti quei rischi a cui si faceva riferimento, e dobbiamo anche porci obiettivi realistici, perché noi vogliamo
tutelare, vogliamo un sistema appunto che difenda i diritti dei cittadini, che sia avanzato però realistico. Vi faccio un esempio su una cosa che noi stiamo modificando dentro questo regolamento nella proposta originaria della Commissione. Prima abbiamo sentito un rappresentante. La richiesta di avere dei set di dati con cui la pubblica amministrazione o qualunque sviluppatore allena l'intelligenza artificiale devono essere completamente privi di errori. Questo è impossibile. Poi deve essere un obiettivo, diciamo, la mancanza di errori, ma non può essere un requisito puntuale. Come la perfezione. Perché è qualcosa che oggi non è immaginabile. Però la qualità dei set di dati, per esempio, è comunque un grosso obiettivo che richiede tutto quel lavoro di coordinamento. E un ultimo commento rispetto al tema delle competenze. Io sono stato anche amministratore locale e ovviamente anche per il mio lavoro, al di là che noi facciamo le leggi europee, poi ti occupi anche dei fondi. È chiaro che dobbiamo rompere il circolo vizioso per cui per partecipare a dei progetti, per aumentare le competenze, devi avere qualcuno che faccia un progetto e quindi non se ne... E quindi su questo devo dire il governo ha messo la testa anche per fare in modo che appunto il PNRR non sia rallentato dal fatto che ci sono comuni in grado di correre e altri che che sono in condizioni di farlo. Chiudo dicendo mi scuso che... No, ha fatto perfettamente, e grazie anche. No, l'altra soluzione che noi abbiamo messo in campo, e tra l'altro sono orgoglioso perché rappresenta anche la mia città, è il progetto Grande Treviso, che parla di aggregazione di comuni, quindi quei comuni più strutturati con maggiori competenze in realtà si mettono a disposizione di un territorio più vasto. Noi passiamo dagli 86.000 abitanti della nostra città a un'area vasta da 350.000 che coinvolge i 21 comuni limitrofi, e questo consente a quei comuni che non avrebbero in questo momento alcuna possibilità di affrontare i temi di cui abbiamo parlato di poter avere un supporto che arriva dal comune capoluogo. Quindi anche questa forma credo che sia una sorta di solidarietà amministrativa che in questo momento è davvero molto importante e consente anche quindi ai partner privati di avere un bacino di utenza decisamente più attrattivo. Sembra cosa ottima. Grazie a Matteo Corbo, ringrazio a Mario Conte, ringrazio anche Brando Benifei che è dovuto correre, come abbiamo sentito, a Milano. Ci rivediamo verso le 11:30 dopo il caffè. Tra poco.